Faccio? Allora, questa puntata, come avete visto, è tutta dedicata alle questioni che hanno interessato la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ed è con noi l'amministratore delegato di Veneto Banca, Cristiano Carrus. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. E a questo punto abbiamo visto nella prima parte della puntata la conferenza stampa che avete tenuto per presentare questa proposta di transazione a una platea di soci molto larga, quasi l'85% totale degli azionisti dei due istituti di credito, e visto che sono passate più di 48 ore, la prima domanda necessariamente è: come sta andando? Ma guardi, allora sono ovviamente giornate nelle quali si preparano intanto i terreni per vedere 75.000 soci in tutta Italia, e quindi abbiamo lavorato soprattutto in una profonda formazione della nostra rete, a cominciare dai direttori di filiale, per poi andare direttamente sui colleghi, i cosiddetti gestori della relazione del cliente. Contemporaneamente i call center stanno lavorando intensamente per predisporre il cliente e avvisarlo che può recarsi in banca o può fare determinate cose a fronte appunto del possesso azionario. Che quindi I primi colloqui sono già iniziati? I primi colloqui, devo dire, sono iniziati subito, quindi a valle della conferenza stampa che ricordo è avvenuta appunto quasi 48 ore fa. La mattina successiva abbiamo subito iniziato ad avere nelle filiali le prime telefonate e le prime richieste di persone che avevano probabilmente visto i mezzi di comunicazione e letto i giornali, perché le lettere stanno poi arrivando in questi giorni e stanno intensificando proprio nelle ultime 12-24 ore le telefonate e le presenze in filiali, perché sono effettivamente arrivate queste lettere. Si può tracciare un minimo di profilo di chi si sta avvicinando? Sono persone che hanno poche azioni, persone di quelle che abbiamo detto c'è una categoria di persone particolarmente svantaggiate? Allora, le persone svantaggiate non vengono chiamate in filiale. Le persone svantaggiate, quindi quelle che come dire, rientrano nella categoria solidaria e di liberalità, non vengono chiamate e non hanno diritto al 15%, hanno diritto ad essere ascoltate e dopo l'ascolto e dopo la necessità anche ad essere trattate per quanto valgono e per quanto purtroppo hanno difficoltà a reggere l'impatto anche di questa cosa. Quindi quelle le escluderei dalla chiamata in filiale. Quelli che vengono in filiale sono i 74.800 che effettivamente dalla offerta pubblica di transazione hanno diritto a venire in filiale. Ecco, il profilo medio del socio Veneto Banca, quindi la larga maggioranza di questi soci non ha moltissime azioni, è quindi un tipico socio che ha una posizione sociale normale, che non è quindi né uno speculatore né un ricchissimo, le sue azioni possono essere 300, 500, 1000, ecco, tracciamo un profilo un po' più largo dell'importo, però per dire che insomma normalmente chi viene allo sportello, quindi chi viene per ascoltare la proposta transattiva, è un profilo medio che è tipico del risparmiatore italiano. Quindi sono persone che in realtà non sono rappresentate dalle associazioni di categoria o che hanno già dei legali, o persone che sono state a guardare fino ad adesso e aspettavano qualche proposta? Guardi, io credo che ci sia di tutto, quindi le associazioni di categoria sono importanti, si sono mosse e quindi noi non andiamo a discriminare per appartenenza o per non appartenenza a un qualche tipo di associazione. Se sono iscritte a qualche associazione di categoria possono dirlo o non dirlo, noi non lo sappiamo né lo chiediamo, noi andiamo a fare la proposta indipendentemente da questa situazione. Lo dico anche perché proprio poche ore fa le associazioni di categoria hanno messo un po' di paletti e hanno detto che considerano, almeno le 5 associazioni venete, considerano questa proposta troppo bassa, esigua e forse anche ingiusta, perché appunto per chi spera di avere giustizia completa. Guardi, qui dobbiamo essere non chiarissimi, credo che lo abbiamo detto anche l'altro giorno in conferenza, ma forse è opportuno ripeterlo. Non è che aprendo l'offerta pubblica transattiva abbiamo aperto anche una ipotesi di
allargare o di come dire, ampliare la percentuale di rimborso. Queste due banche hanno avuto uno stanziamento da parte del socio di altissima maggioranza che è Atlante, un importo superiore ai 600 milioni di euro, che è veramente un importo notevolissimo. Voglio ricordare che in Italia non c'è nessun precedente di rimborso ad azionisti. Ci sono precedenti, e neanche poi tanti, di rimborsi a obbligazionisti. E quindi questa attività transattiva è una novità assoluta ed è vista proprio per contribuire a recuperare reputazione e credibilità nei nostri territori e con i nostri clienti. Quindi non so se 15 è tanto o è poco, ma 15 è tutto, nel senso che oltre a 15 non si va e i clienti che ricevono il 15% del valore delle azioni che hanno in portafoglio ricevono un segnale importantissimo da parte della banca, che è un segnale di una spesa di 600 milioni che noi vorremmo appunto spendere per riallacciare una volta per tutte un patto col territorio. Ecco, c'è una partita che voi avete ribadito molte volte, è fondamentale per il proseguo dell'attività di queste due banche che poi stanno considerando e a questo punto stanno incamminando, direi, verso la fusione. Tutti si domandano: se non arriverete a questo tetto dell'80% cosa succederà? Allora, credo che il tetto dell'80%, come in tutte le offerte pubbliche, abbia un significato che è intanto il significato di voler raggiungere un obiettivo. È chiaro ed evidente che se raggiungeremo un numero vicino all'80 noi non andremo a dire che non la faremo. È chiaro che numeri francamente molto inferiori a questo 80% ci inducono sicuramente a riflettere se questa offerta non è andata per il giusto verso, perché noi vogliamo, ripeto, recuperare i clienti e quindi recuperarne la metà di 80 o un numero basso, significa che questa offerta non ha interessato e quindi evidentemente ne prenderemo tutte le conseguenze e faremo i nostri ragionamenti del perché questa cosa non ha funzionato. È un momento complesso in tutta Italia per quanto riguarda il sistema bancario, si sta tornando a discutere ancora di Etruria, Monte dei Paschi di Siena e anche politicamente si torna a richiedere da alcune parti politiche che lo Stato faccia un po' da risolutore del problema nazionalizzando gli istituti di credito. Lei su questo cosa pensa? Voi pensate che potrebbe eventualmente essere un'alternativa? Guardi, io credo che la situazione oggettiva del sistema bancario italiano sia una situazione che oggi è sulla bocca di tutti, ma che da anni, come dire, ha, soprattutto per gli addetti ai lavori, ha avuto molto di cui parlare e di cui discutere. La montagna dei crediti deteriorati, che è la grande causa assieme ad una evidente anche malagestio che c'è stata in qualche istituto, ma la grande montagna dei crediti deteriorati è quella che di fatto ha fatto crollare anche le quotazioni di borsa di quasi tutti i titoli bancari. Se uno va a vedere il comportamento all'interno dell'indice borsistico italiano delle banche, che sono molto importanti nel peso dell'indice borsistico, vede che ci sono, come dire, percentuali siberiane dal punto di vista della discesa, perché chi ha perso il 50, chi ha perso il 70, chi ha perso il 90%. Questo significa che il mercato valuta una distruzione di valore nel sistema bancario dovuto proprio dal fatto di questo peso drammatico dei crediti deteriorati che si è oltrepiù sviluppato con la crisi economica che, ricordo, è finita ma in realtà non ha avuto come seguito una grande ripresa economica. Adesso è in una fase sostanzialmente laterale. C'è però una grande richiesta anche di etica e di giustizia sociale da questo punto di vista, perché i crediti deteriorati sono come Giano Bifronte, possono essere guardati da due lati, no? Dalla parte di chi li ritiene un peso e dalla parte di chi invece li ritiene un investimento e magari li sta proprio cercando, perché non sono tutti
insoluti, inesigibili, come si dice, no? Guardi, qui il mondo dei crediti deteriorati si divide ovviamente in un mondo di crediti particolarmente deteriorati, cioè le sofferenze, e sono quelle che vengono vendute sul mercato, e i prezzi di queste sofferenze negli ultimi 2 anni continuano a calare. Qualche motivo ci sarà sicuramente. È un mercato che fa gola a molti e che molti ritengono sia un mercato sul quale poter guadagnare dei soldi. È chiaro che per guadagnare dei soldi bisogna che poi alla fine il debitore rimborsi. Ora qui apriremmo una grande strada per parlare di che cos'è un debitore fallito, di che cosa vuol dire in Italia il contenzioso, di quanto ci si mette per recuperare dei soldi anche dalle garanzie reali come le case o i capannoni, perché questo è un altro fattore sul quale si discute poco, ma fa parte del contenzioso bancario. Credo che indubbiamente ed eticamente parlando io sono tra quelli che dice sono favorevole a mettere fuori le liste dei debitori, però lei sa che esiste un segreto bancario e che oggi per deliberare queste liste, che noi ovviamente abbiamo a disposizione, ma siamo vincolati al segreto bancario, se ci autorizzano non c'è nulla, come dire, né di strano né di male dire chi ha avuto soldi e chi non ha restituito soldi. Ma lei è anche un uomo del nord-est, una persona veneta sostanzialmente, quindi a maggior ragione può capire quanto questa vicenda doppia, che poi oltretutto tripla, perché Antonveneta non è che sia di un altro continente, è qui di Padova, dentro MPS, quindi nasce tutto da lì, questa tripla vicenda abbia influito sull'economia veneta, ma anche sull'umore dei veneti in generale, che pensavano di vivere in una regione solidale, la regione del motore dello sviluppo economico, e si sono ritrovati in una regione dove la corruzione, la clientela probabilmente invece la facevano un po' da padrona, e io penso che senza chiarezza è difficile ripartire in ogni caso. Purtroppo, come dire, la chiarezza alle volte viene messa proprio totalmente in luce solo con degli shock enormi. Lei mi ha giustamente etichettato, e orgogliosamente sono un uomo del nord-est ed un veneziano. Quando sono nato bancariamente, alla fine degli anni 70, c'erano nomi che oggi sono scomparsi dalla circolazione da almeno un trentennio. La Cattolica del Veneto esisteva, perché adesso stiamo ricordando le banche dell'ultimo quindicennio, però ricordo che questa città che oggi ci ospita, cioè Padova, aveva almeno 4 istituti di credito importanti, perché c'era la Popolare Veneta, c'era la Banca Antoniana e c'era la Cassa di risparmio di Padova e quella di Rovigo. E quindi queste città hanno avuto una vera e propria sbancarizzazione, perché di questo si tratta, perché la Cattolica del Veneto, ma anche le casse di risparmio di Verona, poi di Vicenza, di Belluno. Quindi c'è stato, guardi, io vengo da un'altra banca che ha un marchio storico che poi abbiamo fatto riapparire, che era il Banco San Marco. Quindi questo Veneto, che è un Veneto operoso, che è un Veneto fatto di imprenditori, però è un Veneto che va preso con grandissima attenzione dal punto di vista bancario, perché fa gola a molti e perché ha una classe imprenditoriale che non è seconda a nessuno, ma dove ci sono tantissime aziende è fatale che qualcuna di queste vada meglio o qualcuna di queste purtroppo poi vada peggio. Veneto Banca da sola potrebbe far gola a qualcuno, secondo lei? Guardi, Veneto Banca è sicuramente una banca del territorio. Far gola a qualcuno da sola in queste condizioni, la risposta è no, ma la risposta no è stata data chiaramente dal mercato 7 mesi fa. Noi siamo andati a cercare 1 miliardo di euro, Vicenza è andata a cercare 1,5 miliardi di euro, le porte che abbiamo trovato erano tutte chiuse e quindi è arrivato un salvatore, perché così va chiamato, che si chiama Atlante, che poi a sua volta è un'azienda italiana formata anche da banche italiane, che ha messo sul piatto prima 2,5 miliardi e recentemente a Natale un altro quasi 1 miliardo di euro, quindi ne ha messi 3,5 miliardi, perché senza questi 3,5 miliardi oggi di queste banche non parleremmo più. Oggi siamo qui per dire che i 3,5 non sono ancora sufficienti, perché l'operazione di, come dire, normalizzazione creditizia e reputazionale di questa banca passa attraverso una richiesta di altro capitale. Ma noi per lavorare post capitale abbiamo bisogno dei clienti e quindi oggi è un serissimo tentativo, costoso,
600 milioni di euro per 2 banche, per avvicinarci ai clienti. Non soltanto ai clienti privati, ai clienti piccole imprese, alle aziende economiche che sono il Veneto, perché le imprese familiari sono il Veneto. Ecco, so che stiate preparando sia voi che Vicenza il piano industriale che verrà presentato probabilmente, credo ormai alla fine di questa operazione, a questo punto, per vedere un po' come andrà, se non prima, non so se a fine gennaio o qualcosa... Guardi, volevo chiedere, finisco la domanda così risponde a tutte e due, so che appunto non date molti dati in questo momento, però più o meno da questo aumento di capitale ad oggi quanti clienti avete perso? Guardi, allora anche qui non diamo molti dati perché siamo, come dire, sotto delle regole e le regole vanno rispettate e quindi non è che noi dobbiamo fare la telecronaca di tutto il calcio minuto per sapere quanti clienti sono venuti in banca. Questa è un'operazione che dura una settantina di giorni di calendario, quindi lavorativi molto meno perché ci sono per fortuna anche i sabati e le domeniche. Quello che possiamo dire è che noi abbiamo una forte connessione con la vigilanza europea e anche con la vigilanza domestica italiana, che questa è un'operazione importante perché fa parte del recupero totale delle 2 banche. Le 2 banche sono impegnate, come ha detto correttamente lei, a fare un piano industriale. Nel piano industriale c'è un piano di capitale, c'è un piano di esigenze e c'è un piano di sviluppo. Questo piano non è un piano che noi presentiamo e ci autorizziamo, deve essere in linea con tutta una serie di esigenze del mercato e soprattutto deve trovare alla fine della fiera che cosa? Qualche investitore a cui piace, perché alla fine questo piano chiede soldi e quindi per chiedere soldi ha bisogno che i soldi arrivino, ma non arrivino tra anni, arrivino praticamente a valle del piano stesso. E quindi un piano ben fatto, un piano credibile, un piano che comprende all'interno la certezza o la forte speranza di un recupero dei clienti è la base per ripartire. Il vostro presidente Lanza anche durante la conferenza ha detto non è difficile sistemare i conti delle banche in crisi, il problema è far diventare una banca che non funziona una banca che funziona. Lei che idea ha del futuro di Veneto Banca o di questa nuova entità che unirà Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Ma guardi, io credo che la proprietà, quindi il socio di larghissima maggioranza, auspicabilmente anche gli altri soci, la governance, quindi il consiglio di amministrazione in questo momento di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza e auspicabilmente post fusione il consiglio di una banca unica debba lavorare col management per fare in modo intanto di riportare vita nelle filiali. Vita nelle filiali vuol dire clientela, vuol dire traffico positivo di clienti che vengono in banca, che la banca chiama e a cui la banca offre servizi di raccolta e di impieghi, quindi fa la sua attività fondamentale, che è quella della intermediazione del denaro. Il denaro serve a qualcuno per essere investito e per portarne di più. La banca con questo denaro poi lo utilizza e si fa prestare a sua volta soldi dai clienti. È anche in Italia un tema molto allargato, non è che in Italia ci sia oggi una così alta domanda di servizi bancari da dover prevedere una crescita degli addetti e del sistema. È tutto un sistema che si è ristretto per i tassi di interesse e soprattutto perché l'economia è quella che è. Quindi ci sono 2 fattori di, non dico criticità, ma di attenzione. Quello di un mercato che è già difficile e quello di 2 banche che oggi vivono una situazione difficile da molto tempo in un mercato difficile. Questa somma di cose deve essere la migliore attività manageriale per convincere la gente a lavorare anche con Veneto Banca. Però posso dirle che questo territorio ha manifestato e sta manifestando l'esigenza di riavere, lei l'ha detto prima, una banca targata a nord-est, una banca targata anche Veneto, che poi lavora ovviamente anche in altre regioni, però parliamoci chiaro, il fatturato, la parte grande del fatturato di queste aziende è nel Veneto.
E il capitolo lavoratori dipendenti è molto collegato a quello che lei sta dicendo, ha detto proprio adesso, e credo che che debba essere affrontato proprio contestualmente. Può dirci qualcosa? Non può che essere affrontato contestualmente, in quanto il piano industriale deve prevedere azioni importanti sui ricavi, sui costi, sul costo del credito. Ci sono strutture che sono doppie poi tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza, quindi c'è preoccupazione per migliaia di persone. Non c'è dubbio. Allora guardi, io credo che si debba essere in questo caso molto chiari. È chiaro che non è un'operazione a zero costo, ma è chiaro che il costo non può essere sopportato nemmeno da una sola parte della organizzazione aziendale, in questo caso la più importante, cioè il personale. Io credo che ci siano elementi per poter dire che questi consigli di amministrazione e il management, quindi io compreso di questa banca, debbano avere il massimo rispetto delle persone che lavorano e quindi dei dipendenti, che devono essere considerati un asset. Se aggiungiamo che molti di questi dipendenti sono anche soci, evidentemente, quindi c'è anche un connubio di questa situazione di evidente difficoltà, è chiaro che la tensione si incrementa ancora di più. Quindi all'interno del piano industriale è chiaro che evidentemente il tema del personale è un tema fondamentale. Io devo fermarmi 2 minuti per una piccola pausa pubblicitaria perché abbiamo già sforato un pochino, ma torniamo insieme tra 2 minuti per continuare su questo tema con tutte le altre questioni che sono sul piatto. A tra poco. Eccoci qui questa mattina per parlare di questa proposta di transazione che è stata fatta da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e siamo in compagnia dell'amministratore delegato Cristiano Carps, che ringrazio di essere venuto. Grazie a voi. Grazie. E stavamo affrontando appunto tutta la serie dei nodi che sono correlati a questa proposta. La gestione è una fase in cui avete di fronte molte cose da gestire, questa proposta, il piano industriale che ne seguirà, la fusione tra le due banche, l'eventuale quotazione in borsa del nuovo istituto di credito, quindi gli occhi della Consob, della Banca d'Italia, che sono sempre stati anche in questo lungo periodo ovviamente attenzionando la situazione. Io mi domandavo, vedendo questa proposta, perché avete scelto di fare prima questa proposta e poi il piano industriale? Perché quello che molte persone si domanderanno è perché continuare a credere, no, in questi istituti, e se hanno questi due istituti un futuro e di che tipo sarà. Come mai avete scelto di invertire l'ordine dei fattori? Riteniamo che un piano industriale serio debba basarsi su assunzioni per le quali si possa già parlare di un risultato o acquisito o da acquisire ma nel durante, quindi non promettere ma dare certezza e dare soprattutto forma a una proposta di questo tipo. E l'offerta pubblica transattiva comprende, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei rischi legali e il discorso dei clienti, quindi da una parte rischi e quindi eventuali costi e dall'altra i clienti e quindi eventuali ricavi, comprendere una delle basi portanti del piano industriale stesso. E quindi era, come dire, naturale che questa proposta anticipasse il piano industriale e ne fosse parte integrante. Allora, quello che adesso cercherete di fare con questi singoli azionisti, e lei ha detto prescinde un po' dalle associazioni di categoria che comunque secondo lei, come ha valutato questo comunicato che è stato diffuso? Io credo che l'Italia sia un paese democratico nel quale avere le interpretazioni e le parole di tutti non debba essere considerato come un attacco soggettivo ma come un pensiero oggettivo. Torno a ripetere, io credo che questa sia un'occasione unica ed irripetibile e che un rimborso del 15% dato a degli azionisti e senza precedenti in Italia non sia né un'elemosina né tantomeno un qualche cosa di strano o di particolare. Non dimentichiamo che noi lasciamo il possesso azionario in mano a chi ce l'ha, quindi non è che a fronte del 15% le azioni diminuiscono, le azioni il loro valore lo hanno già perso con l'aumento di capitale di giugno del 2016, ma le azioni rimangono fermamente in possesso agli azionisti e, ripeto,
non c'è stato nessuna dichiarazione che possa dire che rispetto a quanto aveva dichiarato la proprietà nell'assemblea d'estate non ci possano essere poi delle occasioni di strumenti partecipativi come quello del warrant, perché avendo il possesso delle azioni, se la proprietà decide di emettere i warrant, le azioni sono ancora in possesso dei vecchi soci e quindi questo 15% lo consideri tecnicamente come dire, come uno stacco di denaro che però non tocca assolutamente il possesso azionario. Ecco, tra le tante voci che si sono levate ce n'è stata anche una in controtendenza di Confindustria a Padova che ha chiesto come mai non potranno partecipare le società di capitali e le SPA. È chiaro che noi siamo partiti da quei 75.000 soci su 88.000 che più, secondo noi, hanno come dire, subito e hanno come dire, visto questa situazione e non hanno dietro delle strutture importanti e complesse come ad esempio quelle delle società per azioni. Le società per azioni evidentemente non fanno parte di questa trattativa, ma con le società per azioni parliamo quotidianamente per via dei fidi, per via degli investimenti eccetera eccetera, quindi c'è spazio di parlare ma al di fuori della trattativa. Noi non è che non consideriamo l'industria come importante, la consideriamo importante ma non all'interno di un'offerta pubblica transattiva. Sempre tornando anche alla questione giustizia, che è una delle richieste più forti a livello del territorio, soprattutto da parte degli azionisti, credo che lei ha avuto modo di incontrarli tante volte, non soltanto alle assemblee, il tema degli scavalcati cosiddetti, cioè le persone che non hanno potuto, che avevano cercato di vendere le azioni ma si sono visti scavalcati da altri più potenti evidentemente. Su questo? Ovviamente questo è un tema. Ed è un tema che viene trattato a parte rispetto all'offerta pubblica transattiva. Esistono questi casi, le garantisco che non sono tantissimi, sono casi acclarati dalla Consob, sono casi acclarati dalle ispezioni e sono casi che verranno affrontati uno per uno in una chiamata individuale presso le filiali o addirittura con dei manager che adeguatamente parleranno con questi clienti per trattare appunto caso per caso. Allora, dicevamo il piano industriale non è stato ancora presentato, però anche durante la conferenza stampa avete anticipato che state valutando tutta una serie di operazioni che potranno portare un po' di liquidità anche nelle casse, tipo la cessione di immobili oppure anche di pezzi stessi, no? di vostre società. Su questo ci sono delle novità? Vi siete Ma guardi, fa parte del piano industriale, quindi tutto quello che il piano industriale prevederà di cedere sarà conosciuto non appena il piano industriale sarà reso noto. Quindi non stiamo parlando di operazioni tra anni, ma stiamo parlando di operazioni che hanno ovviamente bisogno di essere gestite perché non si vende nessun asset da un giorno all'altro. Quando lo si fa, di solito si parla di svendita e non di vendita. Però anche questo dimagrimento che il piano industriale delle due banche porta avanti sarà evidenziato appunto in cessioni che ovviamente dopo che verranno approvate dai consigli di amministrazione e dopo che verranno sottoposte al vaglio anche della vigilanza europea potranno trovare il loro effetto. Il famoso aereo? Il famoso aereo, guardi, è stato venduto, devo dire che è stato venduto ad una società non italiana, quindi non lo ha comprato un italiano, è stato venduto direi ad un prezzo che come avete letto dai giornali superava di poco i 4 milioni di euro, credo che sia stato venduto nella maniera migliore, quindi in una maniera etica, in una maniera normale, facendo anche ovviamente conoscere a tutto il mondo che lo stavamo vendendo, quindi non c'era un unico compratore, chi l'ha comprato ha presentato le migliori caratteristiche per averlo acquistato. Io ringrazio Cristiano Caruso di essere stato con noi questa mattina, abbiamo la disponibilità da parte di Veneto Banca in questo periodo anche di tenere comunque un filo aperto sì. con il pubblico, quindi probabilmente nelle prossime settimane vedremo anche il Presidente, continueremo a tenere tutti gli occhi aperti su quello che sta succedendo. Io nel salutare ci tengo a dire che c'è anche una terza gamba che è quella
della solidarietà, quindi di aiutare coloro che effettivamente in questo periodo hanno mostrato di aver subito un colpo ed un tracollo molto importante, quindi di questo magari potremo parlare in un'altra occasione, ma esiste anche questa fattispecie e ci tengo molto a sottolinearla. Certo, appena avvierà, so che se verrà avviato in un secondo momento, sicuramente torneremo a parlarne. Grazie ancora. Grazie a voi. E a tutti una buona giornata. Buona giornata. Arrivederci.